gioia incontenibile è quella di Andrea Crugnola, che questo pomeriggio si è aggiudicato a Jesolo la prima edizione dell'Adriatic Championship Race, tributo ad Attilio Bettega. Sicuramente è stata una gara molto dura, molto tirata, il livello degli avversari era veramente alto, la prova come ho detto tecnica, veloce, diciamo tra virgolette non una solita piazzalata, che comunque si metteva anche a quinta, dei punti dove si arrivava con una velocità molto, molto alta e dunque ha innalzato il livello tecnico e la difficoltà e devo dire che mi sono trovato bene, l'asfalto un bel grip, anche queste 2 giornate di sole ci hanno aiutato tanto, parecchio pubblico e dunque sono molto contento, ringrazio la squadra, FPF, Pirelli, Movisport, tutti i miei partner e anche l'organizzatore che ha organizzato veramente un bel evento. Vince questa prima edizione dell'Adriatic Champions Raid Bettega Tribute Andrea Crugnola. Migliaia gli appassionati presenti nella 2 giorni di evento, che ha visto sfidarsi anche le auto storiche, dove a trionfare nelle sfide in seguimento è stato Bernardino Marsura con la sua Porsche 911 RS. Una manifestazione insomma che è partita già in quarta ed è pronta a stupire ancora. È stata secondo me un 2 giorni veramente stupendi dai giudizi che abbiamo ricevuto dai piloti, dai team, ma soprattutto anche dal pubblico, che sono stati tantissimi a venire a trovarci. E credo che sia un format azzeccato, cercheremo di capire se sarà possibile riproporlo anche il prossimo anno e perché no portando ancora delle novità maggiori e ancora crescendo ancora di più. Silvia, come è stato organizzare questa prima edizione della Adriatic Championship Race? Faticoso, emozionante tantissimo e grande soddisfazione, sono sincera. Volevo far conoscere la mia località dove io sono nata a tanta gente tramite questo sport e dare una risonanza, spero il più possibile grande, perché comunque è una manifestazione che piace. È arrivato Andrea, vi siete scambiati alcuni titoli negli anni scorsi, cosa ne pensa del suo diretto concorrente? Lo conosco molto bene come pilota perché negli ultimi 4 anni ci siamo scambiati 2 titoli italiani e quindi insomma è andato molto forte, ma anche lui, Nicolai, gli ha dato veramente del filo da torcere, ci sono combattuti fino all'ultimo decimo, è stata una sfida entusiasmante per tutti, emozionante, piena di adrenalina. Buon auspicio quindi per continuare anche l'anno prossimo? Sicuramente sì, il prossimo anno ci saremo ancora e spero anche di farcela un po' più in grande insieme ai miei collaboratori che abbiamo dato il massimo, questo sì.